Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. Alla fine ho deciso di girare questo video con gli occhiali perché sono miope, non ci vedo bene e mi piace indossare gli occhiali e concentrarmi sul messaggio che ho da dirvi. Niente, con questo video che sto girando qui da Cirella in Calabria intendo fare una liaison con il posto in cui io sono nata, che è un posto dell'anima, la Maddalena. Io sono nata il 14 maggio dell'89 alla Maddalena, in provincia di Sassari, nell'arcipelago della Maddalena. Logicamente è questa una patria letteraria che è stata ampiamente descritta nel saggio Isolatria, la terza di Antonella Nedda, da Antonella Nedda appunto. Poeta e saggista molto influente nel Novecento, molto influente nonostante io non la conoscessi, perché ho sempre fatto una vita spinta dalla naturalezza, quindi io ho scritto poesie da sempre ma non mi sono mai occupata di quelli che erano gli accademici contemporanei e di quello che era il profilo accademico contemporaneo. Non conoscevo nel 2015 siti come 00 o Le parole dei cose, mi erano completamente sconosciuti. L'ultimo viaggio che ho fatto alla Maddalena risale al 2015 ed è un viaggio di cui ho perso tutte le fotografie perché si sono danneggiate le memorie esterne e me ne resta una che ho pubblicato nell'articolo appunto del giornale letterario. Isolatria, la terza, 2013, è un saggio bellissimo, pieno d'anima, è un vademecum per chi non ha mai visitato la Maddalena e un percorso di iniziazione spirituale per chi invece ne sente dei richiami letterari. Antonella Nedda in 24 capitoli descrive le spiagge, le località, vari aneddoti che riguardano la sua vita, parte della sua eredità sia letteraria che proprio genetica, descrive la sua famiglia, l'amore per il suo cane, delle avventure col cane a cui mi sembra, anzi è così, è stato dedicato anche Notti di pace occidentali. Sulla pagina Wikipedia, un domani che farò la pagina, spero usciranno le pubblicazioni di poesia, di narrativa e i saggi, e sicuramente uscirà Sabatina Napolitano, nata il 14 maggio dell'89 alla Maddalena. Per un gioco di incastri ed eventi ho deciso di fare oggi, il 24 agosto del 2020, questo video e di farlo qui ricordando come sono stata 5 anni prima alla Maddalena. La Maddalena la sento la mia isola, il mio arcipelago, è un luogo dell'anima che ho sposato e leggere questo saggio mi fa vibrare, il cuore mi fa sentire accettata dal mio destino, dalla mia vita. Logicamente nell'articolo che ho pubblicato oggi sul giornale letterario parlo anche del mio cognome, di vari aneddoti intorno al mio cognome, perché io mi chiamo appunto Napolitano e quindi in vari, anche in modo indiretto purtroppo, giocano con questo cognome, a partire da Fortuna, Ano, Napoli, culo, short, di tutto se ne vedono perché mi chiamo Napolitano. Logicamente io mi chiamo Napolitano Sabatina, sono contenta sia del cognome che del nome. Non mi piace quando gli autori cominciano questa carrellata di pubblicazioni, di eventi e di autolegittimazioni intorno ai cognomi. I cognomi io credo siano parte di un caso misterioso e destinico, non è per forza scritta una targa, una definizione di destino in un cognome. Io adoro come sono, mi piacciono i miei difetti, adoro essere nata alla Maddalena e sto qui a girarvi un video per dirvi di quanto sono felice di questo e quanto io mi sento accettata e amata di essere al mondo. Questo saggio è un saggio pieno d'anima che consiglio anche a chi non ha visitato la Maddalena. È un saggio che racconta i territori, i luoghi con grande maestria e proprio da chi conosce bene e personalmente i venti, la vegetazione, la fauna, la flora e
gli eventi del posto. Anch'io, una volta attraccata col traghetto, ultimamente ho girato tutta l'isola facendo trekking, spesso da sola, altre volte con degli amici in barca. Da sola mi sono avventurata per queste cale, sono tutte calette, Tahiti, Cala Serena, Cala Coticchio, Spalmatore no, è una spiaggia. Io sono più amante delle calette, anche se col senno di poi sono passati 5 anni, probabilmente sono cambiata e ho passato la mia fase puramente sportiva. In ogni caso è proprio così che si gira l'isola nei periodi estivi. Nei periodi invernali credo si viva piena di segretezze e di misteri. E Antonella Nedda ci offre un ventaglio di possibilità di quanto è significativo e bello poter vivere da isolani, poter vivere un'isola. E io mi sento felice di essere nata alla Maddalena e non vedo l'ora di tornarci subito e di condividere con voi i vari posti, le varie spiagge che si trovano lì. Con questo vi saluto perché credo che ci sono delle persone che giustamente salgono e scendono dalla spiaggia. E vi auguro un continuo di buona estate. Ciao a tutti, Sabatina.